sappiamo bene, la Bibbia non è un manuale di storia come lo intenderemmo noi oggi nel senso moderno. La Bibbia è anzitutto un testo teologico, è un testo di fede. Quindi il valore della Bibbia su questo fronte non risiede tanto nella precisione delle informazioni storiche che offre, ma in un'altra cosa che per noi è più decisiva, cioè nell'interpretazione che dà di quegli eventi. Quello che interessa al credente non è sapere banalmente cosa è successo, ma il senso di quell'evento lì. E quello che la Bibbia afferma è che in quella storia, nella storia biblica appunto, Dio si è reso presente, Dio è stato riconosciuto. Questa è la verità teologica dell'interpretazione che la Bibbia ci propone e, ripeto, come tale deve essere valutata.